Le motivazioni sono le più tradizionali, questioni professionali. Le dimissioni di Valeria Proto dalla giunta del sindaco di Agrigento Franco Miccichè sono però solo un nuovo passaggio del lento rimpasto, avviato nei mesi scorsi e che ha visto solo pochi giorni fa l'ingresso di Forza Italia e il raddoppiamento delle forze in campo per Fratelli d'Italia. Dopo 1 anno e 2 mesi esatti, l'assessore Valeria Proto ha rassegnato le dimissioni per sopraggiunti impegni professionali. Ringrazio con affetto per la preziosa collaborazione l'ingegnere Proto, che ha ricoperto con impegno ed dedizione il suo incarico sempre a servizio della collettività, ha detto il sindaco Miccichè. A monte di tutto, però, una chiara richiesta avanzata da Diventerà Bellissima e da Giusy Savarino, che adesso punterebbe alla delega al bilancio tenuta oggi dall'assessore tecnico Patrizia Lisci, con Gioacchino Alfano, ex consigliere comunale, e oggi in prima fila per un posto da componente della giunta. Le manovre però non sono terminate, da tempo si attende infatti la sostituzione dell'assessore Giovanni Vaccaro, che dovrebbe cedere il posto al consigliere Alessandro Sollano. Piccoli passi appunto nel tentativo mal riuscito di non scontentare nessuno.